Il mattino 8 dicembre 2012. Gomorra Veneta, condanne per 215 anni. Associazioni di stampo mafioso per il gruppo di casalesi che terrorizzava il nord-est. 20 anni per Mario Crisci, Massimo Covino e Ciro Parisi. Per la prima volta un giudice in Veneto, dopo la condanna alla banda della Riviera del Brenta di Maniero, afferma con una sentenza l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso legata in questo caso al clan dei casalesi della Campania. Ieri il giudice veneziano, Barbara Lancieri, ha condannato 22 imputati ad una pena complessiva di 215 anni. Operazione Serpe è il nome in codice della retata, scattata nell'aprile 2011, che ha portato la Direzione Investigativa Antimafia di Padova, la Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia e i Carabinieri di Vicenza a smantellare un'organizzazione camorristica che taglieggiava le imprese in crisi del nord-est. L'operazione ha portato all'arresto di un gruppo di persone che agivano in Veneto, Campania, Lombardia, Sardegna e Puglia, tutti con l'accusa di far parte del clan dei casalesi. La banda strozzava gli imprenditori del nord-est padovani, trevigiani e veneziani, pescava denaro e poi si impadroniva delle aziende medie e piccole di chi non pagava. Sono circa un centinaio gli imprenditori finiti nella rete, ma solo 8 si sono costituiti parte civile. Il capo della banda è Mario Crisci, assistito da un gruppo di consulenti che procacciavano piccole imprese in crisi e che, con 2 picchiatori, entravano in azione quando gli imprenditori si rifiutavano di pagare i debiti gonfiati da interessi di usura fino al 180% l'anno. Sono stati tutti accusati a vario titolo, oltre che di associazione a delinquere di stampo mafioso, di estorsione, sequestro di persona e di usura, elementi fissi della routine quotidiana di una camorra diventata ricca acquisendo aziende venete in difficoltà.